Bene ragazzi, oggi ci troviamo nel piccolo borgo di Mezzomonte e andremo a fare una scarpinata su queste creste qua di montagna. Siamo con Gigi e Gianluca e partiremo di qua verso il 984 Val di Lama. Bene, lasciamo il centro abitato e nel giro di pochi secondi siamo già immersi nella natura. Guarda qua il canalone. Forza Gigi, facci strada. Qua si inizia già a tirare il fiato ragazzi. Questo l'avevo fatto io. Attenzione qui a qualche punto critico. Qui è bello ripido. Beh, fattibile anche con la gravel qui. Sì. Vero? 984 è uno dei più brutti comunque qua in zona. Se sbagli traiettoria, guarda dove finisci. Giù nel canalone. Eccoci giunti sulla strada che porta a Longiarezze di là. Ragazzi, oggi attività multidisciplinare aerobica. Eccoci qua giunti alla croce, noi saliremo per di qua. Bello ripido. Questo qua va su dritto in costa e andrà su dolce. Guarda che alti che siamo. Tornata qua. Questo è un bel pezzo tecnico. No, sembra un scorso eccessivo. Ho visto il dislivello ed era importante. Mi pare di aver visto una strada. Eccola qua. È stata dura. Questo è il Sant'Antonio. Ah sì? Sant'Antonio delle Porcie. Questo tra l'altro credo di averlo fatto anche in bici. Molto bello qui. Terreno bello compatto, battuto, scorrevole. Qua si apre un po' la vista. Stupendo. Una pozza d'acqua. Vediamo se vedo impronte di altri esseri, ma è tutto. E rieccoci sbucati sulla strada. Abbiamo fatto un bel taglio. Adesso proseguiamo su per di qua. Finalmente spiana un po' qua. Beh, siamo saliti parecchio comunque. Adesso saremo a quota 850 quasi metri. E c'è anche il sentiero che si porta verso le grotte. Ecco qua la baracchetta. Quello di ritorno. volendo. Qui c'è la solita strada della Val di Lama. Per cui adesso saliremo qua. Eccoci qua. Vai a dare un'occhiata. Io poi ragazzi. Messa male. Che tristezza, peccato. Solo a mettere la cosa. Vedo che qua è tutto Ethernet. Wow. Ah, c'è che il camino. Sì. Tu bella Ethernet, bei tumori. Pensa a portare su i mobili qua. Ah beh, ma c'è la strada qua sopra. Sì, sarebbe da. Bene, inizia a fare più freschino. Ora ci addentriamo in questo sentiero che ci porterà a Colpedrois. Qua si apre la radura. Vedi là quel monte là. Qua riesci a vedere il belvedere dove c'è la capra. Wow, Anche qua, dai, che monte è quella? spettacolo. Quello là è il rosso. Quello lì a punta non mi ricordo qual è. Qua abbiamo il Col della Gallina, qua.
Quello qua sopra dovremmo avere Quello là sarà, sai cosa? Cima Paradiso. il Pedrois, sì, è il Pedrois questo. Qua abbiamo Col della Gallina e poi il Torione. È il castello di Polcenigo quello? Là c'è il sentiero che porta alla Sì. Cos'è? Quello è il Parco San Floriano con le praterie sopra. Sì, sì, quello lì, il castello di Polcenigo. E lì sotto il castello di Polcenigo. Il castello andare verso Valdirama. Passi in mezzo a un boschetto che è una favola, è una specie di faggeta, è una faggeta che sembrano piantati a distanza regolare da esseri umani. Dunque lì è un bosco lavorato sicuramente. Sì, l'ho portata su. Forse da qua si scorge qualcosa. Wow. Super dove? Sempre dritto. Viva. Questo è il Col Pedrois? Quello là. Ah, finalmente. Nel frattempo, se ci giriamo, questo è il panorama. Che sudata, ragazzi. Altezza 1100 qua sicuri, abbiamo fatto. Più di 1000, sì. L'esperto cosa dice? Non me la ricordavo così lunga. È ripida. Qui abbiamo un accenno di ruderi, un po' di muretti. Bello. Finalmente spiana qui. Che probabilmente è una stalla. Almeno dall'aspetto. Qua c'è anche un mulino blu che credo l'abbia messo a vite. L'intrepido giovine. Qui l'avventura si fa un po' più esplorativa. Qua entriamo nella pineta e si fa buio. Qua non vedo più sentieri io. E qui lo scenario si è trasformato in una pineta bella fitta che rende l'atmosfera bella cupa, scura, molto buio. Non dovrebbe mancare molto la strada che passa sotto il Col Pedrois. Ecco qua altri ruderi. I ruderi! Oh! L'aria inizia a diventare frizzantina. Per la gioia di Gigi abbiamo trovato un altro rudere. È pieno di siti archeologici qui. La temperatura inizia a calare e qui siamo sul sentiero del Figariol o del Col Pedrois. Dovrebbe essere lo stesso. Ok, finalmente un po' di discesa. Spettacolo! Wow! Wow! Quello che è l'inizio della larva. No, ma io. Guarda qua. Bello che qua. Proprio in mezzo al bosco. Wow! Senti che freddo qui! Poi ti faccio una ripresa da solato.
Ecco che si vede la strada della Val di Lama, tra poco dovremo ricollegarci qui più avanti e dopo scendiamo. Eccoci qua. Di là invece oltre la sbarra si va alla casera di Val di Lama. Adesso aspettiamo gli altri due e vediamo che intenzioni hanno. Ecco laggiù in fondo si intravede casera Val di Lama. Andiamo a fare una visita. Laggiù ci sono 3 cervi sopra e uno sotto, ma non si vede dalla fotocamera. Lì. Eccoci. Che luce pazzesca. Ripetitori di Ciastaldia, la galleria per andare in Planciaval e lì si intravede la prima neve. Spettacolo. Ci vuole ancora 400 metri. E boh, qua per andare arrivare a Val Fritz, quanto te... No, tieni. Beh, penso di là. Dai che andiamo che le ombre iniziano a farsi lunghe, questo significa una cosa sola, che a breve sarà buio. Bene, una volta vista anche casera Val di Lama è ora di tornare giù a valle perché inizia a fare freddo e buio. Luce fantastica comunque e anche panorama fantastico. Ecco qua il famosissimo pino a U, a virgola, una forma molto particolare. Bene, primo sentierino che troviamo, ci buttiamo dentro ed esploriamo. Capitan Gigio, siamo sulla buona strada? Ma dove che me porta Gigi ogni volta a far percorsi strani? Guarda qua, me se consuma solo i zenoci a far ste robe. Il problema delle caviglie, io ho problemi alle punte delle dita. Mamma mia, guarda che sentieri da capre. Sì sì, fattibile anche con la gravel. Sui Max. Un po' di freeride. Sentiero molto wild questo. Freeride. Stupendo, è un fuoritraccia quindi bisogna fare attenzione. Pieno di tox. Qua ci sono più vie. Ci siamo persi. Stiamo facendo un fuoripista. Sei sicuro? Non è di qua? Giù? È poco battuto questo sentiero. Aiuto. Eccoci di nuovo sulla strada. No balle Fantolenghi. Segui il Gigi. Comunque eravamo lassù prima, E via che ci siamo buttati in un altro sentiero che dovrebbe tagliare fuori un po' di tornanti. Ci è rimasta circa mezz'ora di luce. Questo è quello da cui siamo saliti prima e noi scendiamo per di qua. La casettina di prima, ve la ricordate? È questa. Da là si vede. Piccola questa grotta. Questa sembra naturale per dire il vero, ma non sono sicuro. Qui è pieno d'acqua. Di là invece non sono sicuro che siano. Un'altra deve essere. Ci sono due pastorigini. Una qui e una lì.
Ah, qua ce n'è un'altra ancora. Ah, questa è bella profonda. Sono circa una decina di metri. È umida probabilmente. Questo potrebbe essere un buon rifugio anche perché è fuori dal sentiero, ma è bagnato. Bene. Oh. Ok. Fatto anche questo. Lui è 4 ore e 40. Ultimo pezzo 984 No, si potrebbe fare. e torniamo alla civiltà. Finalmente. In plaza a Mezzomonte. C'è ancora la macchina. 6:30. Quasi 5 ore di camminata. Mi son cotto. Adesso vedremo gli altri. Bene, dalla piazza di Mezzomonte vi salutiamo alla prossima escursione o biciclettata. Ciao a tutti.